Allora Guido, Vai. ci siamo. Una notte da dottore, il film mi ha divertito molto e ti dico, sono appassionato di film girati in un lasso di tempo limitato. Qui appunto siamo in una lunga notte dove conosciamo Diego Basantuono e Frank Matano. Me lo racconti un po' come l'hai girato? Perché chiaramente non so se può cambiare rispetto a un film ambientato in più lassi temporali, ecco. Beh, diciamo che ha dei vantaggi. Primo fra tutti che gli attori non si devono cambiare, hanno sempre lo stesso vestito, quindi puoi girare qualunque scena. In più il fatto di girare di notte, che è complicato per ovvie ragioni, è stato, ahimè, favorito dal fatto del Covid, perché non c'era nessuno in giro, per cui potevamo veramente fare cosa volevamo. E oltretutto garantisce una certa continuità anche dal punto di vista proprio del lavoro sulla fotografia, dell'atmosfera che riesce a dare il film. Questo mi è piaciuto. Dall'altro abbiamo deciso di bagnare le strade, che può sembrare una scelta puramente estetica. C'erano in realtà due ragioni che aiutavano a mantenere la continuità, perché se fosse piovuto una notte mentre eravamo in esterni non potevamo girare. Allora abbiamo deciso bagniamo sempre, così almeno non c'è rischio. Difatti un paio di volte è piovuto e non è stato un problema per il film. In realtà mi piaceva anche questa idea di bagnare perché dava una sensazione di come dire, umidità al film, lo rendeva ancora un pochettino più melanconico, che è un po' l'atmosfera di fondo del film. È anche metropolitano. È metropolitano sicuramente. Un'altra cosa che mi ha colpito è l'utilizzo delle musiche, c'è una traccia originale, ci sono delle tracce non originali. Me ne racconti un po' come le hai scelte? Beh, le tracce non originali era che c'era un momento di grande gioia e questo pezzo di Sam and Dave, Alone and Coming, che è un classico di rhythm and blues degli anni 60, mi sembrava molto corretto. Invece il pezzo di Lou Reed è stata un'idea dei produttori che a me è piaciuta. Mi è piaciuta nel senso che vabbè, è una bellissima canzone, ha un titolo che insomma si sposa bene con la vicenda del film e poi mi divertiva molto perché in realtà la canzone parla di un tossico, parla di tossici e mi divertiva molto che appunto questi due personaggi li salutassimo con questa canzone, così sono sicuro che Lou Reed dall'altro si fa una bella risata. Le canzoni originali invece sono ispirate un po' a un certo jazz appunto metropolitano, notturno, che so, non c'entra niente ma sarebbe stata una colonna sonora che poteva anche andare bene in un film come Around Midnight per esempio. Tra l'altro è anche interessante la scelta della location perché abbiamo Abanantuono milanese, Matano, Campano napoletano, però siamo a Roma. Mi piace questa commissione geografica. Beh, Roma è con Milano l'unica città veramente metropolitana e cosmopolita che abbiamo in Italia. Io sono torinese, abito a Roma ormai 30 anni, quindi ci stava. Poi abbiamo cercato di giustificarlo anche con quello che erano le vicende personali dei due attori, in particolare di Diego, la cui backstory è molto importante per il film. Quello il personaggio di Matano invece è un pochettino una sorta quasi dell'angelo di La vita è meravigliosa di Frank Capra, cioè non sai esattamente chi è, sai solamente che ha avuto un grande problema col padre e che non ha sogni, come molti ragazzi di oggi che sono stati un po' appesantiti da genitori e da una società che gli ha detto che non valgono molto, che sono sdraiati, che non hanno voglia di fare. Frank ci prova, ma con un orizzonte così limitato come puoi. E invece in questa notte anche lui cambia. C'è il tema della paternità, ma un'altra cosa che mi ha colpito parecchio è il fatto che si rimarca quanto sia sciocca la frase di essere troppo buoni, ovvero cioè, perché bisogna dire sei troppo buono? Credo sia un valore. Assolutamente, ma in realtà nella nostra società per decenni, pensiamo dagli yuppie, l'edonismo degli anni 80, poi negli anni 90, si è valorizzata una dimensione manageriale, cinica, dura. Pensiamo anche semplicemente che nell'evoluzione politica la sinistra è passata dal solidarismo e via dicendo al cinismo dei comici per 20 anni.
La sinistra era rappresentata anche in televisione da programmi di comici che parlavano male del governo e via dicendo, la cui cifra era il cinismo. E questo è un problema, io credo, un grosso problema, perché è una società sempre meno inclusiva, sempre meno solidale, con grosse difficoltà a rendersi conto del dolore degli altri. Siamo molto concentrati sul nostro dolore in quest'epoca. Quindi avere un personaggio come Matano che porta empatia per l'altro, sta attento all'altro, in particolare in una professione, sebbene non sia la sua, come quello di fare il medico, credo che sia una bella lezione, un bel messaggio. Ti chiedo l'ultima cosa, ovvero la commedia in Italia è il genere, è stato ed è ancora il genere per eccellenza, quello che porta il pubblico in sala e che sfida poi le grandi produzioni di Hollywood. A che punto siamo dal punto di vista della commedia? Quanto è cambiata secondo te? Perché ne hai girate parecchi di successo, questa è particolarmente riuscita. Che punto siamo? Beh, penso che la commedia stia arrivando a deve arrivare a un punto di svolta, perché se no muore, ed è un punto di svolta molto banale. Generazionalmente quelli che hanno fatto la commedia negli ultimi 20 anni sono arrivati alle soglie dei 60 o sopra i 60 e serve un ricambio anche abbastanza rapido, perché se no non regge. Una commedia, sì, può esserci il caso di film molto fortunati come Perfetti Sconosciuti, in cui un cast corale può portare quello, o Smetto quando voglio, però sono casi fortunati. Se noi oggi invece dobbiamo cercare di costruire una commedia che abbia diciamo un'attenzione ancora dal pubblico e dalle sale, devono esserci gli attori comici, perché se no non riesce a farlo. E questi attori comici dobbiamo andare a trovare i trentenni, i 35enni, anche i ventenni. Frank in assoluto credo che sia una punta di diamante da tenere molto forte, perché ha delle enormi potenzialità. Grazie Guido. Grazie a te.